si va di manne me, dice Mauro Caputo, si va di manne me, che ne pensate di me? Ecco, cosa posso dire io? Si non so, è una cosa bella, insomma, Vabbè, una bella melodia. Ti è piaciuto Sì, questo come pezzo? no. Bene, io direi una cosa, Nino. Io vorrei approfittare, ecco, in questa occasione di presentare il mio complesso. Il complesso che lavori durante l'estate, durante le tue tournée nel che- teatro sì, e sì, in tutte le parti dell'Italia. che stanno con me. Che stanno d'accordo? con te. E stanno sempre con E me. difatti io li conosco perché ci siamo visti un paio di mesi fa a Taranto Sì, in una manifestazione. una manifestazione, sì. E allora ce li vuoi presentare? Ecco, sì, vorrei iniziare dal pianista che è Enzo. Enzo, poi c'è la chitarra e Patrizio. Ecco, ci vorrebbe un discorso a questo punto per il batterista. Anche lui si chiama Enzo. Enzo come il pianista. Ti ho detto ci vorrebbe un discorso, perché lo vede come bello, cicciotto. Così. Cicciotto, comunque tu ti ricordi che a Taranto non vuole mangiare una verdura che adesso non ricordo, che era la cicoria. La cicoria. E dissi non l'ho mai mangiata, che è stato sto fatto? No, perché lui va pazzo per i maccheroni, è vero Enzo? Tu dici sempre sì. Ma oggi ha mangiato una metà però, siamo stati al motel Oggi ha Salici e ha poco, mangiato sì. una metà. Poi ci sta il serio Si Crescenzo al basso. De Crescenzo. Crescenzo. Ah, Crescenzo, sì, quello che non ride mai. Perché non ride mai tu, Crescenzo? Se mi sa ridere. Se vogliamo chiedere a Enzo che cosa ne pensa di Mauro Caputo, il capogruppo, diciamo, il pianista. Questo mi fa molto piacere. Senti Enzo, a nome di tutti, di un po' cosa ne pensate di Mauro Caputo. Fai tu da portavoce. Io ti ringrazio per questa scelta, quindi io dirò poche parole, perché come ha detto poc'anzi Mauro, poche parole ma dette bene. Sono anche un poco emozionato, non per fare retorica. Quindi io, come anche i miei amici, sono con passione con Mauro, perché innanzitutto è una persona, un artista molto serio, e poi lui bada molto alla melodia e alla perfezione, di questo ne sono contento io e anche i miei amici. Beh, allora io aggiungo che l'ha detto anche il maestro della canzone napoletana, che è Sergio Bruni, e che è molto amico con Mauro Caputo. Sì, e sì. La sera si vedono anche per delle cenette fatte nella villa di Sergio Bruni, che preparano delle pizze meravigliose. Sai pure che preparano le pizze? E tu si scordati che siamo stati qua Sì. Vabbè. Ti sei mangiato pure la pizza di Sergio Bruno, Sì, tu? sì. Ok. E finalmente anche Sergio Bruni ha detto c'è un mio erede, cioè è quello che dirà le stesse cose che ho detto io nel passato. E allora io questa sera mi sembra di stare seduto al posto di Tonio Toma. Tonio Toma è un nostro collaboratore, presentatore di Telefoggia, dove abbiamo tenuto con questa bella scenografia Vespa e Champagne, una trasmissione che è andata molto bene. E questa sera l'abbiamo sfruttata per Mauro Caputo. Sì, infatti io in sono occasione... rimasto entusiasmato, sì, veramente una preparazione non indifferente, cose che io dirò apertamente, non è perché oggi mi trovo a Foggia e dico questo perché sto a Foggia, no, lo dico apertamente, cose che non ho visto ancora a Napoli. Va bene Mauro, senti, allora mandiamo, vista l'occasione che stiamo parlando di Foggia, cioè per l'occasione mandiamo un saluto agli amici baresi. Ok. Ecco, perché Un saluto ci stanno vedendo anche... un bacione da parte da qui. mia. Ciao. E allora vogliamo passare alle altre due canzoni, Mauro? Vogliamo passare alle altre due canzoni? Sì. L'altra, se non sbaglio, è Voglia a te. Voglia a te. Ecco. Dunque, io ci tengo a Tu sei precisare autore sempre delle degli canzoni, autori, sì. L'autore è Renato Fiore, che tu senz'altro Renato conosci. Fiore. Festival di Napoli. Sì, Renato Fiore e Mauro Caputo. Benissimo. Poi c'è quell'altra, E Amore Ardente. Amore Ardente, anche Renato Fiore e Mauro Caputo. Diciamolo pure che già tutta la Puglia conosce questi pezzi qua. Comunque stasera li sentiremo da Mauro Caputo, dal vivo. Allora, Mauro Caputo. Un'amica tua sincera m'ha fatto per una sera scordare, ma non mi sono scordata di quest'amore. Tu sai tutti i momenti in vita
non c'è stato gradimento, non c'è stato nessun amante, venga solamente a te. Che vuoi sapere che l'amica tua sincera va a distruggere st'amore, ma parlata male te. E sto cuore ha venuto per una sera da lasciare, ma te la già fa sapere. Io voglio te. St'amica tua sincera non è sincera come pensi tu. Facciamo sia catena in tuo cuore, te va soltanto male e niente più. Io voglio te. Che l'amica tua sincera va a distruggere st'amore, ma parlata male te. E sto cuore l'ha creduto per una sera da lasciare, ma te la già fa sapere. Io voglio quello che avevi scritto in questo cuore, le cancellate per far male a me. Ti sei scordato di cancellare st'amore, ma è rimasto per ricordo di te. St'amore ardente mi può far impazzire, ma tu mi guardi e non ti curi me. Prima che hai morto mi fai morire, qua freva un più desiderio te. Come ce la fa per non soffrire per te? Come ce la fa che vuoi da me per dare il mio cuore tuo che vuoi da me? Quando lo specchio da semplicità ci si amate non ti può scordare, ma che brillante di non vuole a te, non so nessuno e non ti cura di me. Ma che brillante di non vuole a te, non so nessuno e non ti cura di me. Silenzio freddo che stimano, dall'indifferenza e stucchi blu, vega speranza mia che s'allontana, t'hai perduto e non ti trovi più.
da semplicità, se si mamate non tocco scordare, mo che brillante tiene un cuore a te, non so nessuno e non ti cure me. Mo che brillante tiene un cuore a te, non so nessuno e non ti cure me.